Signori, bentornati in un nuovo episodio qui con Far Cry 6. Mi chiama Lucky Mama perché praticamente ho trovato che per distruggere questi condotti di veleno, come vedete, abbiamo una mappa e io ho riconosciuto, diciamo, il luogo dalla mappa. Stiamo seguendo infatti tutti i tubi e manca l'ultima zona da distruggere per gli impianti, insomma, di Viviro. Nel frattempo, se smette di parlare però, che due coglioni. Finalmente ha finito di parlare, insomma, 3 ore, raga, 3 ore. Fatto sta che mentre esploravo e mi liberavo un po' di zone qui, come vedete non ho più altre robe a parte quest'altra intercettazione, ho trovato questo veicolo e prendendolo, ora adesso l'ho pure modificato, prendendolo raga è il veicolo che mancava, completamente a caso tra l'altro, e vi posso assicurare che è velocissimo, super resistente, è una bomba sto veicolo, guardate quanto è figo. E tra l'altro, oltre ad essere un fuoristrada che poi è bello veloce, in teoria qui vicino dovrebbe esserci l'ultima zona che dobbiamo distruggere seguendo questi impianti. Vediamo se riusciamo a trovarla. Guarda lì, mamma mia, è fenomenale. Eccola qui, mi sa che è questa la fabbrica. Fammi vedere le foto. Sembra questa, raga. No, sembra un cazzo. Lo vado a fare così di prepotenza. Mamma mia. Entriamo così. Mamma mia, guarda con quanto stile, raga. Questo è lo sparachiodi, tra l'altro abbiamo preso nello scorso episodio, ma non l'abbiamo usato ed è fenomenale. Furtivo, velocissimo, 50 colpi. È veramente bella come arma, raga, lo sparachiodi. Mamma mia, raga, con quanta mira, ma con quanta mira, guarda lì. 35 su 36, tra l'altro, il nostro chorizo. Se pinga un'altra cosa, sblocchiamo la sua seconda abilità. Oddio, guarda qua, c'è pure una contraerea. Chi l'aveva vista questa? Ok, ci facciamo la contraerea, luttiamo tutto, stiamo facendo tante robe. Corte dell'FND, segniamoci tutto, prendiamo l'uranio. Nel frattempo vediamo le abilità di chorizo. Allora adesso fai un grattino alle orecchie per ricevere un po' di... Ah, posso... E quindi se uso l'abilità sua 50 volte, quindi devo farle 50 carezze, mi vuoi dire? Veramente? Fammi vedere. Però non mi ha curato. Quindi ogni volta che siamo feriti dovrebbe... vabbè, ma è una rottura di coglioni però. Comunque non è qui il punto che stiamo cercando e c'è un carro armato. Andiamo via da qui, per favore. Vai via, vai via, vai via. Dio, un elicottero, ma che cazzo è? Spawnano al momento stero. Mamma mia, con quanta potenza. Allora, quindi dobbiamo seguire i condotti sì, ma al contrario a sto punto. Dobbiamo andare dalla direzione opposta. A meno che, aspetta, il condotto va di qui. Magari da questo lato. Fatemi vedere. Sì, sì, qui. Eccola qua, eccola qua. Questo dovrebbe essere l'ultimo impianto di raffinazione del Viviro. Vediamo. Ok. No. Sì. Sì. Mamma mia. Che cosa ho fatto? In teoria si entra qua dentro. Qua oltre alla cassa dell'FND abbiamo le varie leve. Premendole tutte mandiamo praticamente a fanculo tutto l'impianto. Perfetto. In teoria abbiamo finito, ragazzi. Adesso chiamiamo di nuovo, come cazzo si chiama? Lucky Mama. Perfetto, devo seguire il condotto. Ah, ancora? Mentre stiamo chiamando le... Che cazzo è? Ma che cos'è questa? Vai alla fabbrica. Devi seguire il fumo. Minchia se lo... Ah, era la fabbrica quella. Bene, ok. Perfetto, dobbiamo riandare qui. Perdonami. Questo tra l'altro è lo stabilimento di MK. Magari lo uccidiamo con un po' di culo. Proviamo a farla furtiva sta roba, così almeno abbiamo un po' di calma, di vantaggio. Mamma mia, è troppo forte sta macchina. Allora, siamo qui nello stabilimento. Ma che cazzo sto dicendo? Non è questo lo stabilimento, è qua. Possiamo fare un trasferimento rapido da qualche parte? Niente, vabbè, vi schippo tutto. Ah, ecco qual era il fumo. Bene. Fumo rosso, dai. Certo, distruggendo tutti gli impianti abbiamo mandato a fanculo tutta la fabbrica principale del Viviro. Tra l'altro, non vorrei dire, ma st'auto qui, minchia, pure per andare fuori strada è perfetta. Possiamo anche tagliare adesso, non dobbiamo per forza seguire la strada. Certo, non è il massimo, però qua c'è un elicottero. Vediamo se riusciamo a prendere il pilota, raga. Dove cazzo è sto elicottero? Non ci credo! Con quanto stile, signori. Comunque, eccoci qua. Siamo allo stabilimento chimico. Dobbiamo soltanto attraversare questo laghetto. A nuotare è lentissimo il personaggio, ragazzi. Metteremo 2 anni per arrivare dall'altra parte. Ma voi avete i tagli. Ok, ragazzi, ci siamo. Parte la chiamata. Vediamo se c'è gente nel frattempo. Heart attack. Got it.
Oddio, ma li stava facendo un po'. Dai, che cazzo stavano facendo qua sotto il tram? Mamma mia, la fabbrica è bella grande. Proveremo a fare tutto furtivamente. Ci sono 3 persone qui che vorrei eliminare tipo subito. Perché non sparava? Dai, fortunatamente questa è una classe d'assalto. Siamo cazzuti. Basta col furtivo, ne abbiamo fatte di robe furtive. È bello anche fare il bordello. È tutto per non dire che sono scarso e non sono riuscito a farlo furtivo, capisci? Perfetto, accedi al computer. Il computer è di qui. Ok, accediamo al computer. Perfetto, mandiamo tutti i dati a Elena. Perfetto, quindi cosa dobbiamo fare? Ah, dobbiamo aspettare che insomma qui fa siccome sicuramente arriveranno nemici, piazzerei 2 mine anche un po' a caso. Potremmo potenziare volendo il supremo e mettere di trasportare più robe. Vabbè Dani, non sta arrivando nessuno. Cazzo gli dici di velocizzare? Ok, completato. Possiamo andarcene? Usa i pannelli di controllo sulle piattaforme delle vasche. Ok. Minchia, arrivano pure nemici. Stiamo inculando tutto praticamente. Perfetto, fuori una. Nel frattempo arrivano altri nemici. Siamo molto attenti. Ha preso la mia mina, godo, sei un coglione. No, che mi fa esplodere la mina. Ok. Ero sopra la mia stessa mina. Ok, qua c'è l'altro pannello e lì c'è un coglione. Ok, 2 fatti, ne mancano altri 2. Perfetto, sta esplodendo tutto, raga. Io me ne andrei, non si sa mai. Ok, stanno esplodendo tutte le vasche. Stanno arrivando i rinforzi. Tiro come me ne sto andando io qui. Prendo da buon uomo, ma che cazzo fa? Sì, signora. Ma che cazzo entrano civili a fare le vacanze durante una guerra? Perfetto, che cazzo facciamo? Ce ne andiamo? Toxi. ¿Qué pinga es eso? Headed there now. Perfetto, distruggi l'ossometro di flusso ultrafiltrante. Va bene. Mamma mia, che mira di merda. Oddio. Guarda lì come aprono tutto. Dove cazzo è? Dov'è sta roba che devo distruggere? Vado sopra? Devo distruggerlo così? Perfetto, perfetto. Mamma mia, stiamo praticamente distruggendo tutta la produzione di Viviro, raga, pazzesco. Una granata, madonna. Lucky mamma, ma che cazzo ci fa lei, signorina? Dove cazzo è l'ultimo? È questo? Sì, era questo. Fatto. Fatto, è esploso tutto, è esploso tutto. Si è incazzato subito il nostro McKay. Che cazzo mi chiama la Kimama? Era là dentro. After they use up the poison. Beh, minchia, se non ci facciamo più produrre il veleno. Minchia, distruggere le scorte petrolifere di Castillo. I like the sound of that. Ce lo andiamo a fare, ce lo andiamo a fare. Abbiamo ottenuto tra l'altro nuove foto, vediamo che cazzo. Ma è dove eravamo prima, scusa? Esatto, in queste zone qui. Ah, Dio mio. Vai, facciamolo, raga, velocemente. Ma non con questa macchina, sennò velocemente un cazzo. Semmai chiamare una macchina decente. Guardalo lì. E al solito, anche in questo 20 o 21esimo episodio, prendiamo l'autista. Allora io partirei da quello, sì, e poi facciamo tutti gli altri a seguire. Allora, qui c'è un silos, quindi. Allora, si trova nella parte orientale. Ieri mi ha mandato. Devo scattare fotografie. Aspetta, in che senso? Devo farci una foto? Non penso. Ok, aspetta, vediamo cosa mi dice. I copy. Ok. Ah, li stanno sparando. Vabbè, sti cazzi, no? Oddio, ma quanta gente c'è? Signore, se ne vada, se ne vada. Mamma mia, ma con quanta potenza, raga. Ma quello che cazzo è? La torcia umana, raga. Guarda, non si fa un cazzo, impassibile. È buggatissimo quest'uomo. Vabbè. Fa il culo. No, ho tirato la granata. Sto bruciando. Chorizo, vieni qua, fatti fare le coccole. No, chorizo. Sì, ma come cazzo faccio io? Oddio. Perdonami. Chorizo. Ma vedi, se faccio così lui mi cura. Però, mamma mia, 50 volte lo devo fare. La morte ovunque, la gente soffre. Vai a cagare, ti sta a pigliare, bastardo. Io vorrei semplicemente ricaricarmi le munizioni. Ma se non sbaglio, nel bagagliaio dovremmo avere una scorta. No, sali come artigliere, porca mano. Qua, ricarica. Prendi munizioni. Oh, ogni mezz'ora. Perfetto, noi ci ricarichiamo, raga. Abbiamo le granate, possiamo distruggerlo facilmente. Se lo prendevo così era bellissimo. Ok ragazzoli, siamo qua nell'impianto della raffineria. Guardalo lì. Dobbiamo distruggere tutto.
Ma questi qui non so se devo farli esplodere io così. Mi sembrano troppo grossi. Ci diamo tutto. Signori, se ne vado, non rompi i coglioni. Guarda quello col bazooka. Ma sai che ti dico? Ti faccio vedere questa qui. Non so se ve l'ho mai fatta vedere. Questa qui praticamente spara così. Oddio, è super meta sta roba. Elicottero, a cagare. No, ho una mina sulla macchina. Porca madonna. Perfetto, qua c'è altra gente. Freddiamo tutto. Vai che distruggiamo tutti sti impianti. Mamma mia, troppo forte sta roba. Mamma mia, con quanta potenza, signori. Bellissima quest'arma. Mi viene l'ansia con sta mina davanti, raga. Mi viene l'ansia. Questa zona lo fa. No, qua esplode. Se prendono la mina è finita, raga. Prendono la mina è finita. Perfetto, molto meglio. Ok, un'altra raffineria è da questo là. Porca puttana. Mamma mia, raga, da questa distanza. Ma è OP sta roba. Ok, adesso semplicemente mi sono dimenticato di distruggere proprio la prima. No, forse no. Che cazzo sto dicendo? Devo andare proprio nell'ultima, nella raffineria, quella grande che avevamo visto. Qui, mamma mia, lì facciamo il bordello, raga. Eccoci qua, ragazzoli. Vedo già la fabbrica, raga. Adesso qua dobbiamo fare il panico, praticamente. Parcheggiamo qui, in mezzo alla strada. Noi procediamo a piedi. Ma sento un cane io. Un cane che ringhia, abbastanza incazzato, tra l'altro. Vediamo se le colpiamo. Mamma mia, che spettacolo, raga. Fantastico. 86%. Suonano gli allarmi. Tra l'altro qui c'è pure gente. Eppure questo assalto non scherza. Dove cazzo va? Oddio. Ah, sono a ricerca. Ma è meta sta roba. Ma praticamente è il mio supremo. Ma ad arma. Cioè, capisci? È troppo forte sta cosa. Perfetto, obiettivo completato, raga. Vabbè, io ormai l'ultimo lo distruggo. No, sono morto. Aiuto. Mamma mia, con quanta potenza. Guarda lì. Il panico. Perfetto. Oddio, un carro armato. C'è un carro armato. Occhio. Piano, piano, con calma. Tanto uccidiamo quella alla torretta. Non ho più i colpi. Devo ricaricare le munizioni. Devo entrare qua dentro. In teoria c'è la scorta. Dove cazzo sono le munizioni? Dietro qui. Un informatore dice che è nell'ufficio del magazzino. Ma è qui, McKay? Qui dentro? Attenzione, colpo di scena. How's it going there, backpack? Listen, I'm running late, so... Cazzo, ragazzi, è una carica esplosiva. Come cazzo facciamo adesso? Merda, esci. Attenzione. No. Devo fermare le navi. E come cazzo la fermo la nave? Ah, vabbè, la inseguo. Sì, la inseguo con la moto d'acqua. Vai. No, sei un coglione. Niente. Quanto cazzo è lento. Ma l'ho fermato. È sulla nave. Minchia, che è? Ah, Costa Concordia. Cazzo succede? E ora? Ah, è sull'altra nave. Ma vaffanculo. Vai, ci andiamo. Oddio, qualche bombardamento è arrivato. Mamma mia, raga. Che cazzo di missione è? Ma seguimi a chi? Aia, porca puttana. Entriamo da qui. Non so che cazzo fare. Dovrei sparare nella direzione del fumo. Ah, sì, ma come però? Devo fottergli la nave a questo io, per favore, mi serve la torretta. Buongiorno, buon uomo. Dammi la torretta. Ah, perfetto, l'hanno fatto loro. Bene. Quindi adesso possiamo entrare dentro la nave. Ma entrerà un casino d'acqua per fare sta roba. Cazzo, quella è Costa Concordia, questo è il Titanic praticamente. Raga, sono un pochino così intrippato in questa missione, perdonatemi, ma è proprio bello quello che sta succedendo. Oddio, l'ho fatto cadere con la scivolata. Quanto stile. Ok, andiamo sopra. Perfetto. Prendono funi a destra e a sinistra. Dove cazzo è sto MK del cazzo? Oddio. Te la regalo. Oddio. Sei lanciafiamme. Il panico, pure gli elicotteri. No, sto prendendo fuoco.
Ma è bianco questo elicottero, me lo ping. Ah, perché è alleato, ma vaffanculo, dobbiamo andare qui. Veloce, veloce, filmatino. Oh, right, Juan. Backpacks. Guarda dov'è. Situation has changed. Don't want to hear it right now, Juan. See, he's a skin tag on a weasel's asshole. Well. But we just made a deal. McKay is offering us a fuck ton of cash if we let him go. We're talking real dinero, Danny. No way Clara's good with this. I'll deal with Clara. You and I both know the real Ma war perché starts Juan when sta first facendo man così? Castillo dies. And you can't win that fight without cash. Trust me. We've been doing pretty good with bullets. Leave him alone and head back to the port. I'm on my way there now. It's time to celebrate. We won! Cioè, no, però sta roba, raga, non mi convince, eh. Ma possiamo decidere noi? Raga, qui veramente non so cosa fare. Volendo posso sparargli. Non mi convince sta roba. Sarebbero anche che i soldi comunque serviranno a ricostruire. Anyone with the price is a whore. You fucked yourself, backpack! Adios, McKay. Ho ceduto. Secondo me facciamo la cosa giusta. Fuori dai coglioni. Si trovano nella merda e cercano gli accordi. Celeste para siempre, Danny. Elena. I only wish Holron could have seen you put that fucker in the ground. Fuck McKay's money. Let's hear it for Danny. Grazie, grazie. Say something. I've given enough speeches. Then I think it's only appropriate You've that had I your say time, something. Lorenzo. Lucky. Today, for the first time in my life, I actually feel lucky. When I look into the eyes of your generation, I see the same fire, the same passion, the same hope I used to see in mine. Together. C'è quello che mi porta la macchina we have a pure. chance to create something new. It's your turn. Let's make this Yara's last war. Speriamo, signore, speriamo. Legends of 67. Oh, Clara e Juan. Bienvenido Celeste y Clara. Welcome to Libertad. Gracias, but no. La moral's good on its own. Is that right? We'll help you kill Castillo, but we'll also keep an eye on Libertad. You want me to trust this wrinkled up abuelo to fix our Yara? No, Ultimamente ho i dubbi pure io. we don't follow. I like this one. That's two of us. See you in Esperanza. E anche questa parte, la zona est, l'abbiamo sicuramente conquistata. Finalmente. La morale e le leggende combatteranno con libertà. Finalmente. Adesso non ci resta che andare a casa di Anton Castillo e mettergli 4 dita in culo. Attenzione, colpo di scena, filmatino. I know there are many who speak of the old revolution of 67 like a dream. That these murderers were heroes. They will destroy your future, just as they did my father's. When I look into your eyes, I see lions. Libertad. La moral. Murderers of 67. These are lies. The truth? They are all known by the same name. Terrorista. I have a vision. To rebuild paradise. But these terroristas have made sure the cost of paradise will be blood. Let this be Yara's last revolution. Let us claim victory to the lions. Mamma mia, sta bestemmiando dentro di lui, Diego. Mamma mia, raga, che bello, che bello. Conio, finisce sempre così. Ah, così conio significa cazzo, quindi. Va bene, l'ho scoperto adesso, dopo 21 episodi, tipo. Io lascerei intanto il quartier generale, così completiamo questa missione. Vediamo se c'è ancora qualche dialogo che va fatto. Prossimo episodio o sarà l'episodio finale o quasi. Ok, operazione completata, i deportati. Oh, che cazzo è? Dotazione polso. Ah, ricevo soldi quando uccido un nemico col veleno.
Vabbè. Signori, io per questo episodio vi saluto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6, che penso sarà l'episodio finale adesso, cioè l'attacco finale a Castello, almeno mi auguro. Detto questo, signori, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, benedetti.